Telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati con 20:10, ormai tradizionale appuntamento settimanale con Aspettando la Dunata, 90ª Dunata del Piave, in programma a Treviso dal 12 al 14 di maggio. Ormai il conto alla rovescia è partito, si avvicina questo importante appuntamento atteso dalla città e dalla Marca intera. Giovedì c'è stata la presentazione ufficiale con tutti gli eventi della manifestazione. Un ringraziamento quindi agli ospiti che sono qui con noi questa sera. Sebastiano Favero, presidente nazionale dell'ANA. Buonasera Presidente, grazie per aver accettato l'invito. E Luigi Cailotto, presidente del COAL, comitato organizzatore della Dunata 2017. Grazie anche a lei per essere qui. Ieri dunque c'è stata la presentazione generale con tutti gli eventi che in quei 4 giorni faranno appunto Treviso protagonista delle Penne Nere e tutta una serie di iniziative in città Treviso, ma anche in tutta la provincia, visto che appunto si chiama la Dunata del Piave, e a questa Dunata partecipano coralmente tutte e 4 le sezioni della Marca, quindi Treviso, Conegliano, Valdobbiadene e Vittorio Veneto. Ieri, Presidente, lei ha voluto fortemente sottolineare, al di là di tutti gli eventi, quelli che sono i valori della Dunata, i valori degli alpini. Vogliamo ribadirlo perché in fondo è sì una grande festa, ma ha un significato profondo molto importante questa manifestazione. Certamente per noi il momento della Dunata, diciamo che è il momento più importante della nostra associazione annuale, però in questo periodo, in questi anni, riveste una maggiore importanza proprio per il fatto che siamo nel centenario della Grande Guerra, e direi in modo particolare proprio quest'anno qui a Treviso, perché oltre ad essere nel centenario siamo anche nell'anno, diciamo, topico, vero, di 100 anni fa, dopo la rotta di Caporetto, la forte e grande resistenza che hanno opposto gli italiani sul Grappa, sul Montello, sul Piave. Questa è una Dunata quindi che ha un significato di ricordo e di riconoscenza per quei ragazzi di allora che hanno combattuto, che hanno fatto il loro dovere e che tanti purtroppo sono morti proprio per garantire una Italia libera, un'Italia unita come oggi, grazie a Dio, abbiamo. Questo è il significato da un lato, dall'altro è il messaggio che vogliamo trasmettere ai nostri giovani, far capire loro che la pace non è un qualcosa che è dovuto, è un qualcosa che si deve e bisogna saper difendere. Se non sapremo difenderlo, correremo il rischio, e ne abbiamo un esempio oggi nel mondo, di perderla. Allora anche ai giovani di oggi questo messaggio va dato, questo messaggio di far capire loro che forse non è sprecato del tempo dedicato agli altri, del tempo dedicato a capire chi siamo, a capire il senso della nostra identità, a capire il senso di appartenenza, perché se non capiamo questo non saremo neanche capaci di confrontarci con gli altri. Queste sono cose importanti, cose che noi vogliamo trasmettere, e devo dire con grande soddisfazione che proprio ieri pomeriggio, quando ci siamo incontrati con il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano, che peraltro voglio ricordare è un nostro alpino, e abbiamo presentato un libro, Da Caporetto alla Vittoria, che racconta la storia a fumetti di un alpino. Libro proprio rivolto ai ragazzi delle scuole, ai giovani, alle scuole, anche, esatto, è un per far che capire è stato diffuso nelle in maniera così semplice quello che è stato quel momento, e direi in maniera anche efficace e anche storicamente corretta. Ecco, io credo che sia questo il modo per poter così arrivare anche ai ragazzi. E devo dire che nel mio intervento di ieri, finito l'intervento, lo dicevo quando sono tornato a casa ieri sera a mia moglie che mi diceva: ma com'è andata? Gli dicevo: guarda, sono tornato a casa veramente contento, perché tanti di quei ragazzi, finita l'incontro, sono venuti e mi hanno ringraziato per quello che ho detto loro. Ma ho detto una cosa che poteva sembrare e può sembrare per tanti quasi provocatoria. Ho detto ai ragazzi: ragazzi, prima dei diritti, i doveri. Prima di tutto dovete essere capaci di saper dare,
perché alla fine chi dà ha una gratificazione più grande di chi riceve. Ecco, questo messaggio ai ragazzi, quindi questo rivolgersi alle giovani generazioni è un tasto sul quale voi alpini avete voluto battere particolarmente in occasione di questa adunata del centenario, di questa adunata del Piave. Difatti, tra la moltitudine di eventi, davvero tantissimi che sono stati organizzati in questo periodo che precede l'adunata, ce ne sono moltissimi rivolti proprio ai ragazzi del nostro territorio. Cailotto. Sì, forse il nostro Presidente ieri mi è veramente piaciuto i due interventi che ha fatto il nostro Presidente, sia il mattino nella presentazione, nella conferenza stampa e successivamente alla presentazione del libro a fumetti da Caporetto alla Vittoria. Ecco, noi abbiamo questa tradizione, ormai dicono tanti che ce la cantiamo e ce la suoniamo, ma credo che noi abbiamo dentro di noi quel motivare, cercare di avvicinarci ai giovani con i nostri modi, con i nostri sistemi, con la nostra, diciamo così, allegria alpina per coinvolgerli e trasmettere quei valori che noi abbiamo imparato e abbiamo appreso, prima dalle nostre famiglie, perché noi effettivamente siamo cresciuti nella montagna, siamo stati abituati ad arrangiarci e poi successivamente nel prestare servizio alla patria abbiamo dato un servizio, abbiamo acquisito dei valori che ce li portiamo ancora adesso, che portiamo il cappello da congedati nella vita normale, e vogliamo trasmettere questi valori che oggi purtroppo alle nostre nuove generazioni non ci sono più e che avrebbero bisogno, come dice il nostro Presidente nazionale più volte, di questa educazione civica, di questo ritornare a imparare l'educazione civica, il rispetto per gli altri, per le istituzioni, per i nostri simboli della nostra patria, quindi della nostra bandiera, che per noi sono fondamentali. Ecco, diceva giusto il nostro Presidente Favero che per noi prima ci vengono i doveri e poi i diritti, e poi diceva anche benissimo ieri riconoscere la nostra identità, perché senza identità e senza sapere chi realmente siamo non possiamo nemmeno esistiamo e non possiamo pensare di accogliere altri che nemmeno loro sanno chi siamo noi. E conoscere la nostra storia e quelli che sono i valori della nostra storia e di chi ci ha portato ad essere quello che noi siamo. Diceva Cailotto, Presidente, a volte dicono noi alpini ce la suoniamo e ce la cantiamo, però bisogna dire che le adunate degli alpini riscuotono tantissimo successo come nessun altro evento. Io ho preso proprio parlando poco fa, prima della trasmissione, che l'adunata degli alpini è il primo evento in Italia per sì, numeri rispetto a tutti gli altri. Noi non siamo abituati a dare i numeri né a dirli. Noi ci siamo e soprattutto voglio dire una cosa che credo sia forte e lo posso dire qui a Treviso, a casa mia: noi siamo con la gente e la gente però è con noi. Questa è la grande forza che hanno gli alpini. Allora quando facciamo una manifestazione, non solo la Dunata Nazionale, ma quando facciamo anche le manifestazioni di sezione, anche quelle dei gruppi, ecco, con noi c'è la gente e noi siamo con la gente. Questa è una grande forza. È una forza che poi noi testimoniamo con i fatti, con la realtà, e qui voglio approfittare per poterlo dire. Ieri, tra le altre cose, seppur in maniera discreta, come siamo abituati a fare noi, abbiamo presentato anche il nostro libro verde, che racconta quello che gli alpini, non tutti, perché anche qui tanti dei nostri non vogliono neanche dire quello che fanno, ma che racconta quello che circa il 70% dei nostri gruppi, delle nostre sezioni, fanno a servizio degli altri, fanno soprattutto a servizio delle proprie realtà locali, che siano esse amministrazioni, che siano esse parrocchie, per dare un qualcosa, per dare un contributo. Allora do solo due numeri: circa 2.300.000 ore di lavoro, oltre quasi 7 milioni di euro in contanti devoluti ecco, a servizio e a beneficio degli altri. Ecco, credo che siano dati che parlano da soli. Noi non li vogliamo commentare, ma vogliamo far capire che una realtà come la nostra, che ha in Italia 80 sezioni, che ha in Italia 4.200 e oltre gruppi, che è presente in tutte le regioni d'Italia, è una qualcosa che è capace di essere veramente un elemento di trasmissione
è un elemento di congiunzione e credo in questo momento così difficile anche un elemento di unità. Questo lo voglio dire con forza. Noi forse oggi, che ne pensano i nostri governanti, siamo forse una delle catene di unità più forti che ci siano. Noi, quando ci troviamo, quando facciamo una nostra manifestazione, abbiamo due momenti fondamentali, direi tre. Abbiamo il momento del saluto alla bandiera, che vuol dire identità, che vuol dire riconoscimento. La bandiera non è qualcosa così di banale, è il simbolo dell'unità di un popolo. E il secondo momento è quello del dovuto ricordo a chi, come diciamo noi, è andato avanti, a chi ha sacrificato la propria vita per gli altri. E il terzo momento, che per noi è sempre importante, è anche quello del momento religioso, del momento, ecco, della rendere anche questa riconoscenza e capire anche questo in termini di identità chi siamo. Voglio ricordarlo. C'è stata anche qualche polemica, forse qualcuno capisce poco, magari anche all'interno delle gerarchie ecclesiastiche. Ma quando noi nella nostra preghiera diciamo rendici forti o rendi forti le nostre armi, non per offendere, ma contro chiunque minacci la nostra bandiera, la nostra patria, la nostra millenaria civiltà cristiana, vogliamo semplicemente dire che noi siamo pronti e sempre disponibili, lo siamo stati da sempre, a difendere la nostra realtà, la nostra gente, il nostro popolo. Ecco, lei giustamente poi ha ricordato questo fortissimo impegno per gli altri degli alpini, soprattutto nel campo della solidarietà. Insomma, l'abbiamo visto molte volte in ogni occasione di difficoltà, di emergenza, non ultima quella purtroppo del terremoto che ha sconvolto il centro Italia. In prima riga gli alpini ci sono sempre. Sicuramente sì. Anche qui voglio dare un piccolo numero. Abbiamo fatto, perché qualcuno diceva ma non si vedono gli alpini non ci sono in centro Italia, gli alpini ci sono stati e ci sono tuttora in centro Italia. Pronti, abbiamo anche lì tanti gruppi, tanti dei nostri, che hanno subito anche purtroppo la tragedia del terremoto. Ma voglio solo dare un numero. Noi abbiamo garantito nel periodo dell'emergenza più di 5.000 giornate lavoro dei nostri volontari, dei nostri della protezione civile. Io credo che sia un numero e un dato che vada ecco, valutato e pensato. E siamo pronti. Voglio dire che a oggi le nostre sezioni, i nostri gruppi e tanta gente che crede in noi e ha fiducia in noi ci ha garantito di avere oggi una disponibilità economica di quasi 2 milioni di euro per poter fare degli interventi concreti in centro Italia. Però mi lasci dire una cosa. La voglio dire qui, l'ho detta ieri, ma voglio ribadirla perché forse non è stata capita fino in fondo. Allora è un invito a chi ci governa per dire che quando c'è l'emergenza bisogna avere il coraggio di agire pensando all'emergenza e non pretendendo che l'emergenza possa essere gestita con le leggi normali. Non è possibile che la burocrazia, come sta succedendo oggi in centro Italia, soffochi la ricostruzione. Non è ammissibile. Lo dico e lo dico veramente con forza. Così come è fatta è sbagliata. Questi signori che ci governano devono pensare, perché non è sufficiente dire non vogliamo la corruzione, ma per dire non vogliamo la corruzione non possiamo dall'altro lato mantenere la gente così com'è, bivaccata, perché non abbiamo il coraggio di affrontare l'emergenza. L'emergenza va affrontata, noi alpini siamo i primi disponibili a dire siamo pronti ad affrontare l'emergenza e lo faremo e lo stiamo già facendo con 4 interventi nostri, sperando purtroppo e per fortuna che la burocrazia non ci blocchi, ma se ci bloccherà andremo in prima linea a protestare perché non è ammissibile. Stiamo usando soldi nostri, non soldi dello Stato, soldi nostri per dare uno spazio, una possibilità a quelle popolazioni che ne hanno assoluto bisogno di poter ritrovare un momento di identità, di poter trovare un punto di aggregazione per non disperdersi del tutto. Non possiamo perdere anni perché così garantiamo da un lato le procedure perché la carta è più importante del fare. No, per noi il fare è più importante della carta.
Ecco, un messaggio quindi molto forte, Scusatemi molto se l'ho detto importante, questo certo che lei è ha lanciato appunto proprio in riferimento all'emergenza del terremoto, ma che vale un po' per tutte le situazioni di difficoltà gravi nelle quali ci veniamo a trovare. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi perché torneremo tra pochissimo a parlare ancora della Dunata del Piave. Pubblicità, a tra poco. Quello che ho detto. e 10, rieccoci in studio, stiamo parlando della Dunata del Piave, questo importante evento in programma a Treviso dal 12 al 14 maggio prossimi. È partito quindi il conto alla rovescia, Cailotto ormai manca poco, questa mattina c'è stata l'ultima riunione operativa del COA. A che punto siamo, diciamo, per mettere a punto questa macchina organizzativa di un evento così importante? Stamattina alla riunione del COA ho preso in contropiede tutti i componenti del comitato organizzatore, perché arrivato a questo punto sembrava che tutti fossero lì per ascoltare quello che io dicevo di cosa mancava. Invece ho fatto una piccola carrellata tra di loro perché siano loro che mi dicono qual è stata la sensazione in questo percorso che hanno avuto, in questo percorso per arrivare a questa organizzazione. Beh, qualcuno mi ha detto che non pensavano di essere interrogati così presto al mattino. Beh, ho capito che quello che oggi emerge da questa organizzazione è un certo nervosismo, un nervosismo per capire se quello che hanno fatto, il loro contributo che hanno messo in questo grande lavoro che dura ormai da più di un anno, è arrivato a buon fine o arriverà a dare i frutti che si aspettavano. Ecco, c'è un po' di nervosismo, un po' di tensione, ci sono ancora i punti di carattere organizzativo minimale, cioè le cerimonie, chi ci sarà, mancano i fiori, mancano i microfoni, stiamo attenti a questo. Ecco, la Dunata ormai è fatta ormai da parecchio tempo. E adesso si tratta veramente di quagliare, come si dice da qualche parte d'Italia, quagliare gli ultimi aspetti, quelli che magari veramente... quei tanti piccoli dettagli che però messi insieme sono importanti. Che però arrivano, devono essere a posto, perché sono quei dettagli che poi mancano. L'invito l'abbiamo dato a quella funzione, a quell'ente, l'abbiamo mandato, sappiamo quanti arrivano, dove vanno, il cerimoniale, chi si deve mettere in questa posizione, perché ricordiamoci che le personalità che arrivano da tante parti d'Italia con ruoli ben precisi e ben definiti. Abbiamo anche l'occasione per la seconda volta di avere il presidente della Croce Nera d'Austria, quindi abbiamo in questo centenario della Grande Guerra, cerchiamo di riappacificare, se questo è il termine che usiamo, quei due fronti che si sono combattuti 100 anni fa. Ecco, dobbiamo dare il giusto valore, il giusto peso a tutte quelle figure importanti che vengono a trovarci, che vengono a far festa con noi e a ricordare quei 100 anni di questa grande guerra che è stata fatta sui nostri monti del territorio. Ecco, sul fronte della logistica, perché c'è un po' di preoccupazione, no? Specialmente in città, alla luce di quelle che saranno le chiusure al traffico, non solo nel centro storico, ma tutta la zona dentro le mura che sarà interdetta per 3 giorni, praticamente 2 giorni e mezzo. C'è un po' di timore anche per qualche disagio che inevitabilmente ci sarà, soprattutto per i residenti, i commercianti, per chi vive e lavora in città. Allora, mi chiedono, ma io devo andare a lavorare in centro, come faccio? Io come faccio quando ho una figlia che ha problemi di deambulazione, come posso entrare? Io credo che con i mezzi pubblici, con i mezzi privati all'interno della città murata non possiamo entrare, perché ci sarà un afflusso di persone tale e che per aspetti di sicurezza fatte e studiati col tavolo tecnico, con la questura e la prefettura, è impossibile permettere l'accesso se non ai mezzi puramente di soccorso all'interno della città murata, e questo per garantire la sicurezza nostra e anche degli altri. Quindi ci sono delle regole da rispettare, ma credo che il buon senso della gente, abbiamo messo gli alpini ai varchi insieme con le autorità locali, le forze dell'ordine, polizia municipale e non solo polizia, anche di Stato, lì sono i varchi che sanno valutare le necessità dei singoli cittadini e le esigenze dei singoli cittadini. Abbiamo un obiettivo comune di non far entrare i trabicoli, questo per noi è una cosa che ormai particolarmente ci sta
a cuore, perché i trabicoli devono essere debellati. Quei trabicoli che circonderanno la città saranno presi in consegna dalle forze dell'ordine e sequestrati. Perché sono pericolosi, perché sono purtroppo pericolosi si sono per noi verificati anche in passato per gli stessi, episodi. Esattamente. E quindi cercheremo di debellare questo aspetto, ma nei limiti del possibile la gente che ha necessità di entrare per i vari motivi personali avrà la possibilità di entrare. È chiaro che creeremo un piccolo disagio a questa cittadina, che per me è un gioiello, ma cerco di trasmettere quel messaggio di allegria, perché noi arriviamo, invadiamo sicuramente Treviso, ma con la nostra simpatia e con la nostra allegria, perché normalmente quando andiamo via da una città che ci ha ospitato, la maggior parte ci chiedono: ma quando ritornerete? E questo è il grande messaggio che ci lasciano sempre gli abitanti quando rientriamo la domenica sera alle nostre case. Ecco, quindi questo forse è la cosa più bella che ci si può sentire dire dai cittadini, no Presidente? Quando gli alpini si allontanano da una città, ma quando ritornerete? Si dice che gli alpini quando vanno in una città lasciano il segno, ma lasciano il segno in positivo, perché la città è più pulita, più bella, nonostante questo grandissimo afflusso di persone. Direi proprio di sì, scusatemi, ma direi di sì, perché noi, ecco, come dicevo prima, abbiamo questa capacità che non è solo nostra, perché con noi c'è la gente. Riusciamo a creare quella simbiosi tra noi e la gente che c'è attorno, che magari all'inizio diventa un momento così di studio, di difficoltà. Non credo a Treviso, perché Treviso conosce bene gli alpini, la gente di Treviso conosce bene gli alpini, ma poi pian piano, durante i 3 giorni, si crea quel modo, quella simbiosi totale che fa proprio alla fine dire agli stessi alpini torneremo, ma dire anche alla gente per favore tornate, perché saranno momenti in cui insieme si sarà capaci, ecco, di fare festa, ma nel modo giusto, di condividere, di partecipare, perché la festa vera è quando tutti partecipano, quando tutti si sentono coinvolti, quando in fondo insieme si sente di poter fare qualcosa che ci aiuta tutti in qualche modo a stare insieme e quindi anche a crescere, perché il stare insieme vuol dire crescere, vuol dire sapere magari trasmettersi anche la battuta, se volete, ma anche quel momento in cui si fa il piccolo canto, in cui si ricorda qualcosa, in cui tutti insieme, in qualche modo, e ci si sente qualcosa di unito. Si sente una comunità, anche se magari sono persone che arrivano da tutte le parti d'Italia. Non si sono mai conosciute fino ad allora, ma però poi si trovano insieme, trovano quell'afflatto che è veramente l'elemento che io credo unico, veramente unico delle adunate nazionali. Ecco, un evento, dicevamo, che richiama sicuramente tantissime persone. Oltre agli alpini ci sono i familiari, i parenti, i simpatizzanti, tantissime persone. Si parlava per una stima tra le 400 e 500.000 persone che potrebbero arrivare a Treviso. Lei diceva poco fa, Cailotto, che si è fatto naturalmente il massimo per garantire la sicurezza. È certo che in un momento difficile anche a livello internazionale, come purtroppo quello che noi stiamo vivendo, qualche apprensione c'è, visto l'afflusso, insomma, così importante previsto. Sì, ne ho parlato ancora anche con i miei collaboratori e lo stesso ne abbiamo fatto con le forze dell'ordine. Ricordiamoci che entrare all'interno per commettere qualche misfatto all'interno di una comunità come la nostra, della nostra associazione, è difficile, perché gli alpini sono attenti, molto attenti a queste situazioni. Noi ci autoproteggiamo, diciamo così, abbiamo questa grande capacità. Quante volte ho visto che gli alpini bloccano qualche truffaldino che hanno rubato qualche portafoglio, lo bloccano, e invece di fare quello che ci penserebbe di fare, menarlo fino a farlo soffrire parecchio, come meriterebbe sul serio, aspettano le forze dell'ordine e lo consegnano alle forze dell'ordine. A me è capitato più volte, la mia prima volta mi è capitato alla dunata di Asiago, dentro all'aeroporto dove ero alloggiato. Ecco, noi ci autoproteggiamo, la preoccupazione c'è, è chiaro, però ai varchi ci sono circa 450 alpini che faranno sorveglianza ai varchi
alle varie distanze, ai vari cerchi concentrici attorno alla città con le forze dell'ordine. Le forze dell'ordine saranno presenti nei posti strategici, però ricordiamoci che 450 alpini, tutti del territorio, che conoscono bene le facce, la gente, l'espressione dell'alpino e sanno distinguere, diciamo così, anche perché quando una volta hanno un incarico cercano di mantenerlo con forza, con determinazione e con sicurezza. Ecco, credo che anche chi parteciperà da non alpino a un evento del genere può stare tranquillo che la Dunata è sorvegliata da noi stessi alpini. Tra l'altro Treviso è anche una città, diciamo sotto questo punto di vista fortunata, essendo circondata da mura con delle porte, è forse più facile rispetto ad altre situazioni, magari in altre città nelle quali vi siete trovati negli anni passati. Proprio questa mattina, confrontando le problematiche dell'anno scorso ad Asti e quelle di quest'anno. È chiaro, avere una città piccola, di dimensioni così piccole, con delle vie interne molto piccole, particolari, eccetera, c'è qualche problema in più, ma forse ci permette, per lo sfilamento, ma anche per la gestione del centro. Piccole, Sicuramente avere una città allargata, aperta, con gli accessi liberi d'entrata molto grandi, questo ci mette nelle condizioni più difficoltose nel controllo. Diciamo che Treviso ci permette di tenere meglio sotto controllo la situazione degli interni, questo sì. Questo è anche la prerogativa positiva per noi. La parte finale, la parte della stazione sarà molto più sorvegliata, molto più controllata, perché è l'accesso più facile da quella parte per entrare l'indesiderato a Treviso. Che sarà, lo ricordiamo, la parte, diciamo, di uscita, no? Se non sbaglio, del deflusso al termine della sfilata. Però abbiamo messo in piedi un sistema, una struttura assieme alle forze dell'ordine, so che questa settimana prenderemo gli ultimi dettagli per gestire bene anche questo aspetto sulla sicurezza. Ecco, dicevamo Presidente che vi chiedono quando ritornerete perché qualcosa resta alla città. Gli alpini dove passano lasciano sempre il segno e lasciano un ricordo tangibile della loro presenza alla città. Per Treviso che cosa avete pensato di lasciare? Per Treviso abbiamo pensato, come facciamo dalle altre parti, su indicazione ovviamente dell'amministrazione comunale, di sistemare alcune realtà, di sistemare soprattutto alcune scuole, di sistemare e quindi di rendere praticamente migliorare, diciamo, e manutentare la situazione in modo tale che questi segni rimangano. Perché le scuole? Perché alcune realtà? Perché torniamo al discorso iniziale le dei giovani, generazioni. Perché i giovani devono vedere e capire che poi noi quando arriviamo questo segno lo lasciamo. Voglio ricordare che lasciamo anche un segno concreto di modo diverso. Sono 50.000 euro che noi ogni anno a delle associazioni benefiche del territorio, che ci vengono indicate come sempre anche in questo caso dall'amministrazione, a cui lasciamo, ecco, questo contributo che l'associazione vuole dare proprio per dare una mano a questa realtà e soprattutto a quelli di questa realtà che hanno più bisogno. Bene, quindi sicuramente, insomma, Treviso vi sarà grata per questo segnale che viene dato dalle penne nere, che, come dicevamo proprio all'inizio, si distinguono sempre per questo essere tra la gente e dare. Esatto, questa è la nostra caratteristica, però sappiamo che siamo in un territorio che, al di là, ecco, di alcuni aspetti, è sicuramente un territorio che comunque per il passato, io spero anche per il futuro, è stato capace di dare. È un territorio che ha sofferto, è un territorio che ha avuto anche tanta immigrazione. Io sono stato, voglio ricordarlo, per 5 anni un emigrante in Australia, quindi ho vissuto anche questa esperienza, ma tanti trevigiani l'hanno vissuta. Ed è allora anche questo un segnale per dire che sicuramente gli alpini e la gente di questo territorio sono ancora, io credo, capaci e saranno ancora capaci di dare. Ed è questo la cosa più bella. Ecco, con questo bel messaggio, allora il tempo a nostra disposizione per questa sera è terminato. Vorremmo continuare davvero ancora a parlare perché è molto bello questo messaggio che gli alpini stanno lanciando e che la città di Treviso, ma la Marca intera, si sta apprestando ad accogliere. Grazie quindi per essere stati con noi, grazie al Presidente nazionale dell'ANA Sebastiano Favero e grazie a Luigi Cailotto, Presidente del COA. Grazie a voi telespettatori
che ci avete seguito, noi ci vediamo la prossima settimana.